Lavoratori allarmati per l'annuncio di Baxi sui posti a rischio in caso di mancato allargamento nell'ex IAR. Domino di spazi fra ex IAR e San Lazzaro, si muove il fronte della difesa del suolo. Alluvione in Emilia-Romagna, tanti soccorritori partiti dal Bassanese per aiutare le popolazioni colpite. Alberi tagliati a Valstagna, cittadini infuriati, il sindaco Ferrazzoli spiega, programmato da tempo. Decollano i prezzi di frutta e verdura, si sale quasi dell'8% al mercato. Blitz dei NAS negli allevamenti del Vicentino, trovati farmaci abusivi, in corso analisi sul latte. Torna la grande erogazione sabato ad Asiago, migliaia in processione fra boschi e prati fioriti. Presentato Giugno Antoniano, un mese di eventi per celebrare Sant'Antonio e il suo messaggio di pace. Controlli della polizia stradale, tra i fermati anche una mamma con i figli in auto. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con le notizie che arrivano sul fronte occupazionale dopo che la Baxi ha annunciato la possibile ipotetica perdita addirittura di 700 posti di lavoro se non si concretizzeranno alcune variazioni. Ma i sindacati sono saltati sulla sedia, come si suol dire, hanno chiesto un incontro immediato. La posizione di Baxi non può che mettere in allarme tutta l'azienda e tutto il Bassanese. A dirlo, lanciando l'allarme, sono i sindacati che con una nota emessa nelle scorse ore hanno puntato il dito contro la scelta di Baxi di mettere alle strette la politica cittadina sul domino che parte dall'ex IAR e arriva a San Lazzaro. In sostanza, se Pengo si sposterà nelle campagne a sud del centro, si libereranno spazi nei capannoni a ridosso della Baxi, che potrà così ampliare le proprie linee per la prossima generazione di caldaie. In caso contrario, l'azienda ha fatto sapere che c'è il rischio fortissimo di una delocalizzazione, con la perdita di almeno 700 posti di lavoro. Quest'ultima informazione ha fatto saltare sulla sedia lavoratori e sindacati che hanno richiesto un incontro immediato con l'amministratore delegato. Ci dispiace, ma questo è sostanzialmente un colpo basso, lo strappo va ricucito e le organizzazioni sindacali, gli attori che sono coinvolti in questo processo devono essere informati per tempo e prima di fare questo genere di dichiarazioni che magari sono in parte provocatorie. La posizione di Baxi in questa vicenda viene definita da molti come una provocazione, dato che i tempi posti all'attenzione della politica cittadina sono strettissimi. Per altri, invece, si tratta di un ricatto occupazionale. Penso io mi auguro che sia una provocazione per spingere e fare in modo di stringere i tempi. Io spero che non sia un ricatto, io mi riservo di fare eventuali altre dichiarazioni dopo l'incontro che avremo con la proprietà. Per i sindacati il tema fondamentale è trovare una strada, una mediazione, salvaguardare l'ambiente e la campagna, ma anche i posti di lavoro. Insomma, quella strategia a medio e lungo termine che secondo molti bassanesi è mancata in seno all'amministrazione Pavan. Penso che le parti sociali, la dico in battuta, in casi come questi dovrebbero sedersi dentro ad una stanza per 10 ore, 10 giorni, quel che serve, ed uscire con una mediazione. Io credo che non può esserci o A o B. Entrambe le parti vanno salvaguardate. Ora io voglio salvaguardare l'aspetto dell'ambiente e voglio salvaguardare 900 famiglie che vivono sul territorio e non posso pensare o una o l'altra. Entrambe le parti perderanno qualcosa probabilmente, ma il valore del bene comune è maggiore. È un costo garantire il valore del bene comune? Sì, qualcuno deve tirare fuori sto costo. Tema di grande importanza per la città proprio in queste ore. Il domino che è ormai partito ha fatto partire anche le dichiarazioni, le fortissime prese di posizione degli ambientalisti. La fabbrica può durare 5 anni, 10 anni, 20 anni e poi che cosa ne facciamo quando abbiamo ucciso il territorio? Non è che domani mattina dove c'era il cemento ci pianti il grano turco e lo raccogli. Non funziona così. Da una parte la fabbrica, ovvero Baxi e Pengo, con il domino di spazi che va dall'ex IAR a San Lazzaro. Dall'altra l'ambiente, il suolo, l'ultimo lembo di campagna bassanese.
Rischia di profilarsi sulle due rive della Brenta questo scontro fra ambiente e lavoro, ma ormai è chiara la necessità di trovare una strategia che salvaguardi entrambi. Siamo semplicemente qui a voler compendiare le esigenze legittime del privato con il bene pubblico. Il tema del consumo di suolo e della sicurezza idrogeologica è di grande importanza proprio in queste ore. Abbiamo a 300 km da qui tanti nostri compatrioti che stanno morendo e hanno disagi grandissimi per uno sviluppo idrogeologico non tenuto in considerazione, e noi queste preoccupazioni ce le abbiamo. Europa Verde suggerisce che al netto dei progetti su San Lazzaro ci sono molte altre aree utilizzabili per l'allargamento di attività già esistenti. Sono scelte che marchieranno profondamente il nostro territorio, quindi crediamo che in questo momento nell'area bassanese e non solo ci siano altre possibilità di aree già utilizzate, dismesse, da ribonificare, da utilizzare. C'è quindi un'altra strada che non prevede lo scontro fra ambiente, lavoro, sviluppo e protezione del suolo. Lo prevede anche la Costituzione. La nostra Carta Costituzionale lo prevede che l'interesse privato non può prevaricare l'interesse pubblico. Quindi noi chiediamo che la politica faccia e la società facciano il loro lavoro. A proposito di questo tema vi chiediamo di dirci la vostra opinione, potete segnalarci cosa pensate di questa vicenda, San Lazzaro, Capannoni o Campania, il numero di WhatsApp 340 321 3379 o via mail. Ovviamente poi parleremo ancora di tutto questo. Adesso restiamo in un tema che riguarda l'ambiente, andiamo in Emilia Romagna dove sono tantissimi soccorritori che sono partiti dal Bassanese. Salvataggi eroici e soccorsi disperati. Marostica ancora una volta scende in campo. Sono 41 i comuni colpiti dall'alluvione e oltre 20.000 gli sfollati, soprattutto nelle province di Bologna, Forlì Cesena e Ravenna. La Romagna è sott'acqua e con le ultime forze si aggrappa l'aiuto di 1.200 volontari, gommoni, elicotteri e 600 vigili del fuoco. Forze arrivate sul campo da tutto il Veneto, anche da Marostica. Siamo stati allertati dalla Regione Veneto nella serata di martedì, abbiamo quindi attivato la nostra squadra di soccorso fluviale, siamo partiti nella medesima serata, siamo arrivati qui nel paese di Molinella, in provincia di Bologna, nella nottata. In soccorso 5 unità del nucleo speleo alpino fluviale, volontari marosticensi attualmente impegnati nell'evacuazione delle frazioni di San Martino in Argine e Selva Malvezzi. Abbiamo fatto nella giornata di ieri più interventi, il più complicato è stato nel pomeriggio di ieri che abbiamo dovuto intervenire su un'abitazione dove c'erano dentro 2 persone, marito e moglie, e distante da dove non c'era l'acqua erano circa 2,5 km. Una distesa di acqua e fango, famiglie riparate sui tetti e intere aree isolate. Se faccio solo un esempio, per raggiungere Selva, una frazione di Molinella, la notte tra martedì e venerdì 5-10 minuti, adesso se van bene sono 3/4 d'ora, perché i ponti sono tutti chiusi o per esempio crollati, i collegamenti sono difficilissimi e poi le aree allagate l'acqua raggiunge anche i 2 metri, 2,5 metri. Sono 23 i fiumi esondati, 280 le frane e oltre 400 le strade interrotte e l'allerta rossa non è ancora finita. C'è stata anche una piena di un fiume minore stanotte e noi siamo stati preallertati che nel caso succedesse qualcosa per poter intervenire. C'è paura, le persone anche che non sono in zone alluvionate vengono lì e ci chiedono: ma diteci la verità, qui siamo tranquilli noi o c'è pericolo di qualcosa? In Val Brenta è fortissima la polemica per il taglio degli alberi, siamo andati a chiedere conto al sindaco. Noi abbiamo avuto negli anni tante segnalazioni per il degrado in cui versava quella zona e come abbiamo anticipato sia nella campagna elettorale, nel programma elettorale, quando abbiamo detto che l'obiettivo primario di questa amministrazione è valorizzare i bei luoghi del nostro territorio, da tempo abbiamo pianificato di fare un intervento su quell'area là. Dunque, si tratta di un'opera pianificata da tempo, quella in via Rialto a Vastagna. Il sindaco Luca Ferrazzoli spiega che il tratto di marciapiede in questione era
in condizioni tali da dover essere oggetto di un intervento radicale di sistemazione. Nessuna paura, dice, verranno piantati degli altri alberi. Un intervento che prevede la completa rimozione dell'asfaltatura, perché ricordiamo che lì vi era un asfalto ammalorato. Avevamo, come detto, avuto varie segnalazioni anche dei cittadini, anche con il rischio di cadute. Una parte di questo ammaloramento era dovuto anche alla presenza degli alberi, quindi si è riprogettato tutto tenendo conto anche di riposizionare 18 alberi lecci per dare continuità all'intero viale. 265.000 euro il costo totale dell'opera, che prevede, oltre all'illuminazione a LED, anche l'eliminazione delle barriere architettoniche. E in questo momento l'accesso ad alcuni è precluso proprio per la presenza di un gradino. Poi mi piace segnalare, insomma, che si tratta sostanzialmente di uno stralcio funzionale, perché si inserisce in un'ottica di valorizzazione dell'intera area. E il sindaco risponde a coloro che hanno sollevato polemiche sulla mancata comunicazione ai cittadini del taglio delle piante. È un diritto essere informati, ma è anche un dovere, e quindi prima di lamentarsi e di dire che certe cose non sono state comunicate, non sono state dette, ecco, se partecipassero di più ai consigli comunali credo che avrebbero meno cose da dire. Cambiamo decisamente argomento. Sono cresciuti in modo veramente incredibile i prezzi di frutta e verdura. Siamo andati al mercato a vedere che aria tira. Cos'è che è aumentato in particolare secondo lei? Beh, in particolare sono aumentate le mele, sono aumentate le pere, che non sono di stagione in questo momento. E per non parlare, ad esempio, se vai in cerca dei fagiolini piuttosto che di cose così, costa molto di più. Come ci si difende da questo aumento così importante dei prezzi? Si compra un po' meno, invece di 5 etti se ne comprano 4. È tutto aumentato, un sacco, 30-40% su tutto. Insomma, qualcosa deve aumentare, in tutto, non solo delle verdure, la frutta. Si preferisce il supermercato, il mercato? Supermercato di solito. Perché... più economico? Sì. È un po' aumentato, come è aumentato tutto, fisiologicamente l'inflazione è un po' aumentato anche qua. Sì. Ma il tempo influisce? Vedremo, è presto ancora per dire. Ci vuole purtroppo su quello che è successo giù, fra un paio di settimane vedremo, insomma. Speriamo di no. Cosa ha comprato, signore? Fagiolini e insalata, praticamente. Come sono i prezzi? Beh, insomma, stamattina sono discretamente, perché le tegoline le ho pagate a 5 e tanto, quindi erano anche a 9. Molti prodotti sì sono più cari, soprattutto quelli italiani tra l'altro, che per noi è una preferenza sceglierli, li paghiamo un po' di più ma speriamo di avere una sicurezza in più. Cose più genuine. Sì, la qualità, sì. Senta, come ci si difende dal caro prezzi? Che politiche mettete in atto, che scelte fate? Beh, senz'altro frutta e verdura di stagione, questo è poco ma è sicuro. E poi sì, pensiamo anche ai nostri agricoltori, a dire il vero, che tra di problemi poveretti ne hanno a iosa. Come sono i prezzi? Non dico niente, i prezzi sono elevati. È il meteo che fa le cose, cara mia. C'è il contadino che va in rovina, chi la vende non guadagna, chi la compra non ci stanno dentro e allora è tutta una catena. NAS in azione nel Vicentino, vediamo. NAS in azione anche nella pedemontana bassanese per verificare l'uso di antibiotici e altri farmaci negli allevamenti. Multate aziende agricole per migliaia di euro. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo antisofisticazione di Padova, in collaborazione con il personale del servizio veterinario igiene allevamenti dell'azienda sanitaria Berica, sono intervenuti in alcuni allevamenti del territorio. Nel mirino c'erano la provenienza e l'utilizzo di farmaci veterinari negli allevamenti di vacche da latte e sulla presenza di eventuali residui di antibiotici e antimicrobici nella produzione di latte crudo, che potrebbero causare gravi danni per la salute dei consumatori. I carabinieri si sono presentati in alcune aziende di Pozzoleone della zona ai confini con l'area berica. È stata quindi rilevata la fornitura e la detenzione abusiva di farmaci veterinari in assenza di ricette e di documentazione di provenienza, con il sequestro di una cinquantina di confezioni di medicinali per il valore di circa 5.000 euro. Appioppate sanzioni per 25.000 euro a varie aziende. Sono inoltre stati effettuati campionamenti sul latte appena monto, per i quali si è in attesa degli esiti per verificare la presenza di residui farmacologici. Ancora cronaca, un arresto a Bassano.
I carabinieri lo hanno rintracciato a Marsan mentre circolava tranquillamente per strada in bicicletta. Per un marocchino 35enne senza fissa dimora si sono aperte le porte del carcere di Vicenza, dove dovrà scontare una pena residua di 1 anno e 2 mesi di reclusione per furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Reati commessi a Bassano tra il 2018 e il 2019. Il provvedimento fa seguito a 2 sentenze di condanna, la prima del Tribunale di Vicenza e la seconda emessa dalla Corte d'Appello di Venezia. Cambiamo ancora argomento, saliamo in altopiano per vedere la grande erogazione. Un rito antico che unisce le genti dell'altopiano in un pellegrinaggio che dura un giorno intero. È la grande erogazione che torna ancora una volta per portare migliaia di persone fra boschi e prati del territorio parrocchiale di Asiago. Un lungo viaggio di oltre 30 km dall'alba al tramonto per rinsaldare il patto d'amicizia fra l'uomo e la divinità. Un rito antico, appunto, che affonda le proprie radici nella tradizione delle erogazioni, nate per chiedere buoni raccolti, con un cambio di rotta nel XVII secolo per ringraziare per una scampata pestilenza. Di Asiago fino al Lazzaretto, al Caberlaba, Canove, Camporovere, per poi tornare a casa fra cori e chiacchiere, preghiere e risate, con il cuore pieno della bellezza dell'altopiano e della forza della comunità. Un appuntamento di grande importanza per il territorio, da non confondere con una scampagnata o una passeggiata in stile trekking. Nella grande erogazione c'è infatti l'anima di Asiago e delle genti dell'altopiano. C'è il rapporto con il divino e con la natura, con se stessi e con gli altri, che si sublima nella messa solenne nel Duomo asiaghese. Torna anche il Giugno Antoniano. Torna il Giugno Antoniano, il mese di iniziative spirituali e culturali dedicate a Sant'Antonio. Il tema della pace sarà il leitmotiv di una serie di eventi del cartellone culturale. Una pace che parte innanzitutto dai contesti in cui siamo. Antonio denunciava con grande forza ingiustizie e sopraffazioni nel territorio, ma evidentemente anche un anelito ad una pace che possa giungere in quelle popolazioni di cui noi sappiamo, Ucraina, Sudan, per citare soltanto alcune delle popolazioni più travagliate da questo punto di vista oggi. L'immagine scelta per i manifesti che accompagneranno le celebrazioni antoniane è un affresco di Pietro Annigoni, custodito nella Cappella delle Benedizioni, in cui Antonio è ritratto mentre predica i pesci, evento successo 800 anni fa, quando il giovane frate, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare il Vangelo a creature semplici ed innocenti. Nel 1223, dunque 800 anni fa, Sant'Antonio a Rimini predicava i pesci e, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare comunque il Vangelo. Ecco, per noi significa che è importante comunque annunciare il messaggio di Gesù indipendentemente da chi lo ascolta, e forse poi con la sorpresa di scoprire che questo messaggio contro le ingiustizie, per la pace, per la solidarietà, è un messaggio che viene comunque accolto. E sarà il vescovo di Rimini a celebrare la prima messa della Tredicina, creando un collegamento ideale con le popolazioni colpite dal maltempo di questi giorni. Il cartellone del Giugno Antoniano sembra ricordare e richiamare in qualche modo anche un paesaggio disastrato, ed è così che lo vediamo in questi giorni proprio in Emilia-Romagna, quindi per noi diventa anche l'opportunità per diventare solidali nella vicinanza con tanti fratelli e sorelle che in questo momento, davvero soffrono il peso di una tragedia così grande. Domenica sera a Rossano Veneto un evento. A Villa Caffo in scena una sfilata tra musica, spettacolo e beneficenza. Domenica 21 maggio alle ore 20:30 mamme, papà, ragazze e piccini sfileranno a favore della ricerca. Una serata di spettacolo, di beneficenza, e tutto il ricavato andrà alla clinica di oncoematologia pediatrica di Padova. Il nostro aiuto è proprio quello di raccogliere il più possibile per far sì che la ricerca vada avanti e che riesca a dare sempre più cure più innovative per i bambini e anche comunque ai genitori e un supporto alle famiglie che ne hanno sicuramente bisogno. Passiamo allo sport, vediamo i risultati della Juniores e della Marosticense. La Marosticense conquista la Coppa Veneto nella categoria Juniores regionali, imponendosi per 5-0 sull'Unione Sportiva Arcella.
Una vittoria che vale uno storico triplete per i rossoneri, campioni l'anno scorso con l'Under 18, campioni quest'anno sia in campionato che appunto in Coppa con l'Under 19. Un successo che premia il lavoro del settore giovanile della Marosticense, dello staff e di mister Massimo Rossi, che ha saputo valorizzare al meglio giovani provenienti dalla cantera marosticense. Per il club si tratta di un certificato di qualità che premia una politica di valorizzazione dei ragazzi del territorio e di collaborazione tra società. Ora spazio a tutte le altre notizie del territorio. In occasione della Fiera di Fontaniva, domenica dalle ore 6:30 alle 21 sarà attuata la chiusura al traffico ed istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie principali del comune. A Bassano del Grappa, i giovani del quartiere di San Fortunato, in collaborazione con Schim e Gruppo Vulcano, propongono 3 incontri gratuiti rivolti all'over 65 per migliorare l'uso dello smartphone. Gli appuntamenti saranno dalle 15 alle 17 per i prossimi 3 lunedì nella sala sociale del quartiere. In ricordo di Dario Sonda e Beppo Lorenzato, domenica alle 15 scatterà la 13ª edizione del Trofeo Immobiliare San Marco a San Zeno, per i piccoli corridori dai 7 ai 12 anni che si sfideranno in un circuito all'interno della frazione con partenza e arrivo in via Concato. Andiamo nell'Alta Padovana per la cronaca. Guidava ubriaca con 3 bambini a bordo. Una donna è stata fermata 2 giorni fa con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito dal codice della strada. È accaduto a Vigonza. La donna è incappata nei controlli stradali della polizia locale, che in totale ha multato 12 automobilisti. La signora guidava con i 3 figli a bordo, era subito parsa nervosa e quando ha effettuato la prova dell'etilometro il risultato ha fugato ogni dubbio. Per lei è inevitabile, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente. Dopo la nostra informazione, questa sera alle 21:15 andrà in onda Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli, che tornerà a parlare delle elezioni naturalmente, ma anche di tutti i temi di attualità veneta e nazionale. Saranno suoi ospiti Leopoldo Bottero, Valente Chieregato, Roberto Fava, Manuela Pagot, Giorgio Pasetto, Francesco Pontelli, Massimo Scattolin e Antonella Tocchetto. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo al meteo.